continua il nostro percorso, il percorso alla scoperta dei vini vincitori, dei vini premiati con il premio Fero della guida dei vini del Veneto di AIS, la guida Venezia. Siamo con Giovanni Geremia perché Giovanni ci deve presentare un altro di questi premiati. Sì. Di che cosa parliamo? Giovanni si è occupato della degustazione del miglior vino bianco del Veneto. Insomma, noi qua abbiamo l'opportunità tra l'altro di intervistare il responsabile regionale per la guida ai vini del Veneto, Venezia, Giovanni Geremia, e il vino che ha vinto è Cadelmagro di Monte del Fra, quindi un custozza. Custozza. Ecco. Dicevi anche una particolarità, mi anticipavi tu del custozza, che quest'anno... Beh, allora, diciamo, sono già 3 anni che vediamo il territorio del Veronese emergere sui vini bianchi. L'anno scorso in Lugana, l'anno prima dal territorio del Soave, quindi non solo grandi rossi nel Veronese, ma anche bianchi di grandissimo carattere. Giovanni, quindi questi bianchi del Veronese valgono, insomma? Questi bianchi del Veronese sono bianchi di successo, sono vini che sono comunque legati molto al territorio, sono legati ai terreni dove vengono coltivati. Abbiamo appunto, come ha detto Emanuela, avuto modo di premiare 2 anni fa il Soave, zona vulcanica assolutamente. L'anno scorso in Lugana siamo nelle terre a sud del lago di Garda e quest'anno siamo sempre nella parte ovest del Veronese, l'azienda è a circa 15 km da Verona, e sempre sulle colline moreniche in questo territorio meraviglioso. Il Bianco Custozza è un vino che si caratterizza per essere un mosaico di vitigni, mentre quando parliamo di Lugano e Soave parliamo quasi di un monovitigno. Qui abbiamo invece un blend di uve diverse, tanto da disciplinare, prevede la Bianca Fernanda, il Trebbianello, il Trebbiano Toscano, la Garganega poi, che comunque rimane il vitigno principe. E anche questa versione del Custozza abbiamo avuto modo di assaggiare oggi, piacere di degustare oggi, perché veramente è un grande vino e è caratterizzato da questa particolarità di essere un blend di uve diverse. Nello specifico poi tra il blend abbiamo il Manzoni bianco, quindi un vitigno che dà una caratteristica di aromaticità particolare, quindi caratteristiche ancora uniche, e il vantaggio poi di queste aziende è di poter, avendo vitigni diversi, dare una veste originale a seconda delle percentuali che inseriscono. Blend fatto dall'enologo, dal produttore, permette di mirare bene che è il risultato finale che si vuole ottenere. Oggi abbiamo degustato il Cadelmagro della cantina Monte del Fra, un 2015, quindi un vino che già ha 1 anno di affinamento, che viene prodotto con la permanenza sulle fece fine quindi sui lieviti morti che rimangono all'interno di questo serbatoio, per caratterizzare poi dal punto di vista aromatico e anche dal punto di vista di struttura il nostro vino, e l'abbiamo ritrovato perfettamente poi nell'impatto sia dell'esame olfattivo che del gustativo, con queste sensazioni meravigliose di zafferano che evolvevano anche poi in percezioni di idrocarburi, e aspettando probabilmente il vino per qualche anno queste note di evoluzione sicuramente emergeranno e caratterizzeranno ancora di più il vino. Manuela, facciamo subito un abbinamento con un cibo. Questo bianco, normalmente siamo abituati appunto a semplificare rosso, carne, bianco, pesce. Qui possiamo dire qualcosa di più. Beh, allora, secondo me sta molto bene anche con le preparazioni a base di carne bianca, tipo un coniglio al forno. Ecco, a me piace molto citare gli animali da cortile che sono un po' nella tradizione dei piatti veneti. Ecco, la carne di coniglio che ha comunque, è molto delicata, però si presta a ricette dove viene insaporita molto bene secondo, diciamo, le tradizioni gastronomiche anche della nostra regione.